bentornati sul mio canale. Tra poco saremo a Pasqua, quindi incominciamo a fare i dolci pasquali. Stasera faremo insieme i cuduri pullova, quindi sono un dolce tipicamente siciliano fatto con le uova sode colorate a cui possiamo dare la forma che più ci piace, o a cestino o fare una bella colomba pasquale. Ognuno fa navigare la propria fantasia e dà la forma che desidera. Per fare questo tipo di dolce pasquale ci occorrono 400 g di farina 00, 2 uova intere, 100 g di burro o strutto, 60 g di latte, 150 g di zucchero, 10 g all'incirca di lievito per dolci, la vanillina, la buccia grattugiata dell'arancia, del limone, la cannella, le codette colorate e poi ci servono anche le uova che ci servono per decorare, che andremo poi a colorare con dei colori naturali. Useremo o la curcuma oppure un colorante alimentare rosso. Quindi adesso procediamo con l'impasto, mettiamoci all'opera. Allora iniziamo a fare il nostro impasto. Per prima cosa uniamo le polveri, quindi mettiamo lo zucchero, mettiamo il lievito che andremo a setacciare. Vi ricordo erano 10 g di lievito per dolci. Andiamo a setacciarlo sempre perché all'interno presenta sempre dei grumetti che poi potrebbero dare fastidio al nostro impasto, quindi lo setacciamo per bene. Ecco qui. Andiamo a mettere la nostra vanillina, così daremo un ulteriore profumo al nostro impasto. Ecco qui. Adesso andiamo a grattugiare la buccia dell'arancia e la buccia del limone per profumare ancora di più le nostre verdure. I nostri agrumi sono sempre i protagonisti di tutti i nostri dolci qui in Sicilia. Mettiamo l'arancia, se non la vede mettete o solo il limone o solo l'arancia. Io siccome ce li ho li metto tutte e due. Dopo aver grattugiato i nostri agrumi andiamo a mettere la nostra amata cannella, anche questa è sempre presente nei nostri dolci. Metteremo quasi un cucchiaino e diamo una mescolata. Adesso andiamo a mettere il burro, che tagliamo un po' così, morbido, in modo tale che si possa amalgamare bene all'impasto. Allora andiamo ad inglobare il nostro burro, così, in modo tale che si mescola alla nostra farina prima di aggiungere gli altri ingredienti. Dopo aver inglobato il burro andiamo a mettere le nostre uova e andiamo a lavorare, e per ultimo poi aggiungeremo il latte. Dopo le uova aggiungiamo il nostro latte e continuiamo sempre ad impastare finché non otteniamo un impasto liscio ed omogeneo. Allora, il nostro impasto è diventato liscio e omogeneo per quello che può diventare una frolla, perché sapete che le frolle non si lavorano tanto.
Adesso lo avvolgiamo nella nostra pellicola e lo facciamo riposare in frigo per una mezz'oretta e ci vediamo tra un po'. Allora, abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo. Allora, scusate le mie dita che sono diventate rosse. Piuttosto che colorare le uova, purtroppo il colorante che avevo era pochino e nemmeno il giallo della curcuma è riuscito a colorarle per bene. Mi sono colorata le dita, ma le uova sono rimaste un po' bianchicce. Comunque, anche questi dolci si possono fare anche con le uova semplicemente bianche, non ha importanza il colore. Ecco, adesso andiamo a stendere il nostro impasto, mettiamo un po' di farina sotto e andiamo a stendere il nostro impasto con il mattarello ad uno spessore di mezzo centimetro. Mi sono preparate intanto le formine che andrò a fare, la campana, il cuore, il cestino. E così avrò un aiuto, diciamo, avrò una guida per poter ritagliare poi le forme. Quindi andiamo a spianare la nostra pasta. Allora, ho spianato, come ho detto prima, la pasta a mezzo centimetro, ho posizionato sopra le mie figure e adesso andrò con un coltello appuntito a ritagliare seguendo il disegno, diciamo, della formina. Allora, ho realizzato la campana, il cuore e il cestino. Adesso andrò a fare il manico del cestino. Quindi ho creato un rotolino con la pasta, aiutandomi con la farina. Lo allungo e poi lo intreccio in questa maniera. E lo andiamo a mettere qui. Ecco, così. Questo è il nostro cestino. Adesso faremo degli altri cordoncini per rifilare, diciamo, per rifinire sia la campana che il cuore, sempre con lo stesso metodo. Allora, abbiamo finito di fare tutte le nostre formine. Abbiamo fatto la campana, abbiamo fatto il cuore, abbiamo fatto il cestino e abbiamo fatto le curdure, che sono delle ciambelle intrecciate con l'uovo centrale. Adesso andiamo a spennellare i nostri biscotti con un uovo sbattuto e il pennello. Li andiamo a spennellare tutti perché poi metteremo i nostri confettini colorati sopra, quindi per farli aderire bene e poi verranno più lucidi anche con l'uovo. Quindi andiamo a fare questa spennellatura. Su tutti. Quindi intanto andiamo a mettere i confettini colorati su questa e poi li finiremo tutti. Intanto il forno si sta riscaldando a 180 gradi e dovranno stare 20-30 minuti dentro, perché questi sottili in 20 minuti sono pronti, ma questi qua che sono più grossetti hanno bisogno di più tempo per cuocersi. Quindi adesso finirò di abbellirli e ci vediamo dopo. Allora, abbiamo finito di abbellire le nostre verdure e adesso li infileremo nel forno. Ci vediamo dopo a cottura ultimata. Ecco qui le nostre curdure di Pasqua,
uscite dal forno. Guardate che sono belle e che profumo c'è qui in cucina, che profumino di biscotti appena sfornati, tutto l'odore della cannella e degli agrumi che abbiamo messo, si sente tutto. Quindi adesso aspettiamo che si raffreddano un po' e faremo la presentazione e la prova dell'assaggio. E adesso andiamo ad assaggiare questa specialità siciliana pasquale. Quindi vediamo com'è venuta. Assaggiamo un pezzetto di questo biscottoso. Ecco, qui ne rompo un pezzettino giusto proprio per assaggiare. Buonissimi. Buonissimi davvero. Si sente tutto il sapore dell'arancia, del limone e della cannella, molto aromatici. Quindi fateli, vi invito a fare questi biscotti pasquali tipicamente siciliani. Mi dispiace solamente che le uova non si siano colorate nella maniera corretta, perché dovevano venire belle rosse o gialle. Purtroppo il colorante mi è finito e quindi non ho potuto fare niente per rimediare. Comunque, replicate questa ricetta, replicatela e se non avete i coloranti lasciate le uova bianche che viene lo stesso buona, non vi preoccupate. Quindi replicatela, se vi è piaciuta lasciate i vostri like, commentatela e vi rimando come al solito alla prossima ricetta. Ciao a tutti, alla prossima!